Ciao ragazzi, bentornati a Vigasio tra i professionisti della polenta. Elena, cosa metto a preparare qua? Qua ti ho preparato il piatto dolce con la polenta. Il piatto, i piatti! I piatti dolci di polenta. Da dove partiamo? Partiamo se vuoi dai primi, che ci sono gli zaletti. Ah, che belli, va che belli. E questa cos'è? La panara? È una panara ma è fatta con pan di Spagna, crema pasticcera e Signor. mais. È talmente bella che è un peccato sfarla. No. Ma noi siamo peccatori. Poi? Poi abbiamo la crostata di frutte, dove la crema è fatta con la polenta. Frutta secca. Frutta secca. Bellissima, mai vista, eccezionale. Questo lo indovino, torta di mele. Bravissimo, è proprio una torta di mele. Ascolta, Elena, ma e la millefoglie cosa c'entra con la polenta? La millefoglie dentro sia nell'impasto sia nella crema ha della polenta. No, davvero? Sì. Ma pensati così si è inventato. E i biscottini? E i biscottini abbiamo una novità, una chicca di quest'anno, sono biscottini con tutti aromi al cioccolato, al rosmarino, alla vaniglia, al sambuco. Mamma mia. Ragazzi, Elena, se tu un po' mi dice che sei un polentone, E vai. sono contento, mi Eh fa un sì. complimento. Ciao ragazzi, venite a Vigasio, vale la pena, è Vi buoni qua. aspettiamo. Viva i polentoni! Grazie.